Ho fatto il prelievo, però ero consapevole che magari non mi avrebbero mai chiamato, e quindi quando mi hanno chiamato ho detto cavoli, succede davvero. Cioè, per legge tutti dovrebbero tipizzarsi, perché a parte che è un'esperienza meravigliosa e che dona tanto a te più che a chi poi aiuti, chi vai a aiutare, ed è una cosa, cioè io ho sempre pensato che se succedesse a me, ci fosse un mio familiare, io pretenderei che tutto il mondo fosse tipizzato, perché la cura è lì, cioè la cura ce l'ha qualcuno ed è lì, ed è un peccato enorme che questa cura sia lì e non sia utilizzata. La malattia oramai era in stato avanzato finché un giorno ci è stato comunicato che il donatore c'era un donatore compatibile nel registro, e quel donatore ha risposto sì per la vita di mia figlia. È stata la cosa più normale del mondo, più semplice del mondo, e mi ricordo che anche dalla prima chiamata in poi continuavano a dirmi guarda che devi essere sicura, guarda che devi essere convinta, sei sicura al 100%? Io continuavo a dire sì, vabbè, ma cioè, cosa volete che sia? È una cosa normale, è poco più che un prelievo e si fa. È stato per me un riniziare, tornare a vivere. Quindi insomma è una cosa di un amore talmente immenso che non è uguale. La possibilità di essere chiamati non deve essere vista come paura, ma come una fortuna, perché si sta arrivando a salvare una persona. Ci si sente degli eroi in quel momento perché ha un gesto nobilissimo, forse il gesto più importante della vita di una persona. Mi è stata data l'opportunità di poter rinascere e ringrazio la mia sorella genetica tedesca che mi ha fatto questo regalo immenso, perché senza di lei non sarei qua. Io sono qui grazie a lei, quindi anche voi che mi state guardando, pensateci a che enorme potenziale c'è dentro di voi. Potrebbe esserci una persona in giro del mondo che ha avuto il mio stesso problema e grazie a voi potrebbe venirne fuori. Pensateci, grazie.